sere 20 a Novis si è consumate une rotture definitive queste mattine a Pordenone tra gli siglis sindacals e la direzione generale delle aziende sanitarie Friulo Occidentale. Ne sono spazi per il confronto di bande dai sindacati che hanno confermato la domanda di dimissioni per il direttore generale Joseph Polimeni e il siopar generale per il 13 di mai. Condotto dall'interessamento dal vicepresidente Riccardi, hanno sclarito le siglis, non viene assistuto a nessun passo indenante intestratativs, quindi la direzione di Cumò, di Asfo, di là dai sindacati ai cittadini, si è esprimuta anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. E sulla questione ASFO è intervenuto anche il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, che queste disposizioni inconciliabili non sono più sostenibili, alla dita Riccardi, e non si può dire sempre no a qualsiasi domande arrivate da sanitari o dal territorio. La misura è plena o farà il pass con i cirut sempre di evitare, ma adoprare le misure che di contratto sono consentudis. Non si tratta di dare ragione a una o che altre parti che sponta, al conclude il vicepresidente, o fare delle riflessioni sul futuro. E alte tensioni anche in aziende sanitarie dal Friuli centrale. La UIL è pronta a declarare il siopar se non vigneranno accettati le domande formulate già in passato al direttore generale Denis Caporale. È stato fissato per domani mattina un presidi dai lavoratori che si chiateranno davanti al pavillon Cutuardis dall'ospedale di Udine. Intanto che è in programma un incontro tra la direzione, i sindacati e il prefetto per cercare di arrivare a un accordo. Secondo incidente mortale in 2 giorni in A4, queste volte in tal tratto chiappate dentro tra Tisane e il Grob di Puarte. A perdi la vita queste volte un autotrasportador veneta e guida di un miece di un'edite di trasporti di Cividat. Il suo camion si è dato quintri con un camion frigo che a sue volte ha dato dentro une bisarchie. In tal tratto interessato dall'incidente in quel momento ieri in codis, presentis e rallentamenti, ferito anche un secondo autista trasportato all'ospedale. L'autostrada è stata tornata a Vierzi dopo 2 ore. Riccardo Ilia ha aderito a offerte pubbliche di acquisto di sparcasse su Civibank. L'imprenditore, ex presidente Regione, come componente del Consiglio di amministrazione di Banche Cividine, ha chiappato in queste ultime ore la decisione di conferire il proprio pacchetto azionario e OPA. In tei giorni passati aveva in più occasioni esprimuto il proprio pensiero per difesa di autonomia dall'Istituto di Credito Furlan. La presidente di Comò, Michela Del Piero, aveva coperto la incarica di assessore ai financis proprio in tesonte regionale con il presidente. E è stata presentata queste mattine la nuova sede delle prefetture di Udine, dentro dall'ex ospedale militare di Vie Preclus, un cantiere di qualificazione di 3.600.000 euro, chiappati sotto le agenzie dal domani. La riconversione ha permesso di recuperare anche i claustri antichi dall'ex convento dal Siscente, che sarà aperta al pubblico e potrà ospitare, c'è sclarite dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello, manifestazioni e avvenimenti. Il trasferimento di sede delle prefetture permetterà un sparagno per cassis dal Stato di 163.000 euro ad anno. Dal 16 di giugno il Parco Moretti ospiterà la manifestazione Terminal organizzata da associazioni circa all'incirca. La manifestazione è prevista il montaggio di scenografie dal tendon, dal palco, dall'infopoint, dai camarins e dal backstage. Questa associazione che si Pagnà, che si chiama all'incirca, e ha voglia di valorizzare
chi che sono gli artisti, no? Di strade, chi che sono gli artisti dal circo e tante e là voglio di fare una serie di iniziative, anziché farli in Piazza Veneri come che avevano inizialmente pensato, le fasi in Parco Moretti, quindi subito Dognel al centro, però all'aria aperta, quindi Talvert, a Vignarame tutto anche lì, però un tendon, però ci sarà anche altri momenti d'ogni con delle pedanute, faranno anche sals, quindi dall'alto, anche 10 metri, per esempio di altezze. E tutte queste iniziative, che sono gli artisti di strada, no? Così, sono veramente biei di Viodi, biei di Amirai, frusse diventano mas, e credo che fai lì all'aperto al sedi veramente le scelte giuste. Speriamo, come dicevi, che anche loro siano fortunati col tempo. La trasmissione di Telefriuli Mesede che si tacche è condotta di Tiziana e Bellini ed evento un libri. De TV è chiaro al resto il spirit de produzione, valorizzare i prodotti dal territorio attraverso le ricette de tradizione. La pubblicazione disponibile di buente, ediculis e in taipons vendite de spar che aderiscono a iniziative, al raccogliere una trentina di ricette, con le procedure e ingredienti per fare. Non mancano gli storici che alleiano i piazze e culture e tradizioni dal territorio. Il libro sarà disponibile anche in librerie di Udin, Feltrinelli, Einaudi, Tarantule, Friuli Moderne. A presentazione e pubblicazione Mesede che si tacche sarà dedicata la puntata di queste serie di Elettroshock a Sbincheun. E anche parusgnot alle dutte si tornin a vio di domani sere, sempre a Nuf, mancul vinc. Mandi.